Durissima presa di posizione della CISL Ligure e del Tigullio in merito alla situazione del personale nella ASL 4 Chiavarese. Con un documento firmato da Anna Pianforini, coordinatrice della CISL Funzione Pubblica, viene denunciata la gravissima carenza di personale medico, infermieristico e sociosanitario all'inizio del periodo estivo, che comporta sul territorio un netto incremento della popolazione. Le organizzazioni sindacali, si legge nella nota, hanno cercato per mesi, con ogni mezzo, di sensibilizzare la direzione aziendale, ma vi sono stati ritardi inspiegabili e colpevoli. Tutto il personale è stremato, prosegue ancora la nota. In alcuni contesti si stanno effettuando turnazioni insostenibili che rispettano a malapena la normativa europea e obbligano i lavoratori a fare molte ore di lavoro in più, mettendo a rischio la sicurezza delle cure. La programmazione ordinaria delle attività in tutti i servizi essenziali, prosegue il comunicato della CISL, si basa ormai su rientri in servizio e sullo straordinario, ricorrendo anche a prestazioni a gettone, vietate dalle norme e dal contratto. L'alternativa è la soppressione dei servizi oppure la loro cessione ai privati. In generale, precisa la nota, i reparti più in crisi sono le medicine, la chirurgia che ha visto aumentare la complessità degli interventi, l'emodinamica, il pronto soccorso e le sale operatorie. Le cause elencate dalla CISL per questa carenza di personale sono molteplici: il pensionamento di diversi lavoratori, malattie, gravidanze, un numero piuttosto elevato di medici ed infermieri che hanno fatto domanda di trasferimento ad altra azienda e la recente pubblicazione di un maxi concorso per l'assunzione di personale da parte della Regione Toscana, che secondo i sindacati porterà realisticamente molti lavoratori dell'ASL 4 provenienti dal centro Italia a cercare di trasferirsi più vicino a casa. A questo stato di cose, secondo la CISL, non avrebbe fatto seguito da parte dell'azienda l'avvio delle procedure di reclutamento per nuovi lavoratori. La difficile situazione del personale in cui si trova la ASL 4 e una riorganizzazione ospedaliera che ci risulta sostanzialmente ferma, concludono Andrea Sanguinetti e Fabrizio Cafferata della CISL, non possono ricadere sulla pelle dei lavoratori e soprattutto a scapito dei cittadini.